capo di vestiario è un altro simbolo della mancanza di consapevolezza. Perché comprare un indumento già rotto all'origine? Noi oggi viviamo in un'epoca dove al contrario dovremmo far durare gli oggetti. Dovremmo fare in modo che le materie prime così preziose, che hanno un tale costo sulla terra, fare il cotone per un paio di jeans, procura quelle ferite terribili alla terra, le procura nei campi del Kazakistan, dove vengono coltivati con una quantità enorme di acqua, di pesticidi, di lavoro, forse anche di sfruttamento delle persone. Questo cotone verrà portato in Bangladesh, verrà tinto forse anche con dei composti tossici, è possibile, che finiranno abbandonati nelle acque perché in Bangladesh certo non ci sono le normative ambientali, sfrutteranno forse anche dei bambini nella lavorazione, e fin qui tutti noi però dobbiamo vestirci, e quindi un capo di vestiario ci serve. Ma allora perché romperlo all'origine e fare in modo che così duri di meno? Dovrebbe al contrario durare il più possibile un oggetto che è costata così tanta sofferenza della terra e delle persone. 8.000 litri di acqua per fare un paio di jeans, e a seconda di come è stato trasportato il cotone, come è stato coltivato, quante lavorazioni ha subito, alcune decine o centinaia di chili di CO2 per tutta la parte di petrolio che è stato usato per far funzionare l'industria della moda. E noi paghiamo dei soldi per prendere un capo di vestiario già strappato, che dura la metà o niente, o lo buttate via dopo poco tempo. Allora il suggerimento che vi do, se avete capito questa metafora, è: cucite i vostri pantaloni, come ha fatto la nostra autrice. Cuciteli, è simbolico, dureranno di più sicuramente, ma è la ricucitura il valore. Noi dobbiamo ricucire queste ferite che abbiamo fatto alla terra, perché se si aprono troppo cadiamo dentro queste ferite, anche noi cade dentro l'umanità, e ci spetta purtroppo un futuro difficile, soprattutto per chi è più giovane, perché i cambiamenti climatici e l'accumulo degli inquinanti diventerà via via peggiore nel futuro. Adesso ne vediamo alcuni segni che sono solo preoccupanti, ma non ancora pervasivi nella nostra vita. Fra qualche decennio saranno irreversibili. Warren mi diceva che anche la microplastica la trovate dappertutto, anche in quei luoghi remoti, nelle zone polari. Questa microplastica che si muove col vento, con l'acqua, con le persone, e poi la mangiamo, E dentro questi materiali ci sono anche dei composti che sono tossici per noi. Adesso sono pochi, forse delle piccole parti per trillion, ma quando diventeranno un po' più concentrati, adesso fanno già male a delle forme di vita microscopiche, piccole nel mare, piccoli gamberetti, e quando saranno più abbondanti faranno male a noi. E poi potete toglierli dopo, no? Non potete più toglierli. Questi composti chimici diffusi in tutto l'ecosistema dopo saranno irreversibilmente presenti per alcuni migliaia di anni, perché c'è una parte dei composti che si degradano fortunatamente, ma ce ne sono altri che abbiamo inventato noi, alcuni che sono invece permanenti per secoli, o altri che c'erano già in natura ma li abbiamo liberati. Penso al mercurio. Il mercurio è un elemento chimico già presente in natura, ma lo abbiamo liberato bruciando anche il carbone, e così è finito nell'aria, dall'aria è finito nelle piogge, dalle piogge è finito negli oceani, e noi lo mangiamo con il pesce.